Un pomeriggio telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Siamo in compagnia di Maurizio Chivella, che è il presidente del Circolo Triestino del Tango. Grazie per essere venuto grazie a voi per trovarci. averci dato la possibilità di rivolgersi così al vostro ampio pubblico. Ecco. Allora, noi oggi parliamo di un'iniziativa che parte, c'è un'anteprima giovedì, ma diciamo, insomma, Flores de Mayo Tango Weekend parte il 9 di maggio per concludersi domenica 11 e tutta una serie di iniziative per scoprire o per riscoprire quello che fondamentalmente è sì una danza, però probabilmente qualche cosa di più, perché il tango, forse, come mi insegnano le mie colleghe, è anche uno stato d'animo. Sì, è uno stato d'animo, è cultura, anche per noi che siamo ben lontani dall'Argentina, ma entrare nel mondo del tango significa apprendere molto del modo di vivere, soprattutto del Sud America. E questa iniziativa si rivolge sia a ballerini che già conoscono il tango e lo ballano da anni, che a persone completamente estranee a questo mondo. La maggior parte di queste iniziative, quindi escluse le attività da ballo, serali, e poi ce n'è anche una pomeridiana, tutte le altre attività che promuoviamo qui sono gratuite ed aperte a tutti quanti. È sufficiente quindi fare... poi magari possiamo dare i riferimenti per un SMS a questo numero per prenotarsi su queste attività che spaziano dalla storia alla musicalità, alla tecnica anche di costruzione degli strumenti, e fino poi per sfociare nella enogastronomia argentina. C'è anche questo. Questo è anche una parte che interessa sempre, sì. C'è il mate, no? No, c'è il Malbec, che è il vino nazionale argentino, nelle sue due versioni, sia rosso che rosé. Vedo qua. E lo accompagneremo con assaggi di empanadas di carne per il mate, per il Malbec rosso, e di verdura per il Malbec rosé. Ho capito, quindi anche questo... Allora, già, si incomincia, diciamo, con un'anticipazione, già giovedì 8 maggio, all'ippodromo, con un concerto di cumbia. Cos'è la cumbia? Sì. La cumbia è un ritmo tipicamente sudamericano, okay. Coinvolge, travolge, è difficile restare fermi ascoltando la cumbia, è facile che si comincia comunque a muoversi, ed è effettivamente ha attinenze con il tango, perché l'area geografica di provenienza è simile, però soprattutto abbiamo voluto iniziare così perché la cumbia, e soprattutto questo gruppo dello Sequecos che suonerà, sono un gruppo misto di persone qui della nostra città e qualche sudamericano, e loro hanno un seguito molto giovane, e noi cerchiamo quindi di unire il seguito di questo gruppo con il pubblico più tradizionale del tango, mettendo insieme due eventi, un concerto di cumbia e a seguire una milonga proposta da Alessandro Simonetto, che è un musicista più che conosciuto, da anni è attivo nella ricerca di ritmi nuovi, e quindi una persona soprattutto molto adatta a questo scopo. Ecco, cerchiamo di unire questi interessi. Ecco, chiariamo cos'è la milonga. Il concetto di milonga, che è anche lì qualcosa La milonga è la serata da ballo, diciamo, la serata da ballo, si balla, il tango è essenzialmente un ballo sociale, quindi nella milonga è importante cambiare, ballare con persone diverse, con ballerini e ballerine diverse, è importante soprattutto avere questa sensazione che sta nell'abbraccio, perché il senso del tango sta soprattutto in questo, nell'abbraccio. Questa è la cosa più importante. Si passano 10-12 minuti abbracciati a una persona, che è la lunghezza più o meno di 3-4 tanghi, diciamo, che si ballano normalmente con la stessa ballerina, e in questi 10 minuti si dice molto di sé e si apprende molto dell'altro, semplicemente ballando. Allora, la struttura della manifestazione comprende tutta una serie di milonghe a questo punto, fra l'altro
quella del sabato è già è tutto esaurito. Il no? sabato sera siamo sold out, esattamente. Accanto a queste milonghe, tutte queste, insomma, gli appuntamenti si svolgono alla Sala Teatro della Piccola Fenice, eccetto quelli di giovedì 8 maggio che sono appunto all'ippodromo, e però, voglio dire, si alterna anche tutta una serie di, non potremmo dire, non conferenze, perché conferenze forse, sì, di esposizioni, spunti ecco, di discussione, di apprendimento di cose diverse nel tango, e tutti questi sono aperti a tutto il pubblico, a chiunque sia interessato alla musica, anche chi non conosce il tango e chi non l'ha mai ballato, perché sono cose che spaziano appunto anche sulla tecnica, abbiamo detto, degli strumenti del bandoneon, quindi lo strumento tipico del tango viene sviscerato da uno di quelli che è i maggiori esperti mondiali, possiamo dire, di bandoneon, che è Pedro Galván, che per lavoro suo fa proprio il liutaio dei bandoneones, possiamo dire così. Lui affina nel suo taller de Buenos Aires, affina gli strumenti che gli arrivano da tutte le parti del mondo, quindi è un super esperto. Quindi avrà avuto anche quelli di Piazzolla probabilmente. Ma sicuramente, certamente, sì. Allora, dobbiamo... E poi ci sono, sì, le passeggiate, che ce ne sono due, no? Se non mi sbaglio. Una è all'Orto Botanico e l'altra è a San Giusto? In Cittavecchia, sì. Cittavecchia comunque. Abbiamo, quest'anno è la prima volta che facciamo questo tipo di esperienza, e l'idea è di un musicista di origine argentina da anni a Trieste, Edoardo Contizanetti, che ci ha proposto di fare queste passeggiate per far scoprire soprattutto agli ospiti che vengono da fuori città e da fuori, anche dall'estero, perché abbiamo adesioni dalla Francia, Germania, Svizzera, Austria, oltre che naturalmente da Slovenia e Croazia, con i quali c'è sempre più interscambio dal punto di vista delle milonghe. E per far apprezzare a tutte queste persone le bellezze nascoste di Trieste. L'Orto Botanico è una meraviglia, e lo conoscono in pochi, quindi faremo una passeggiata. Edoardo con la chitarra ci accompagnerà suonando dei tanghi che si intrecciano con piante, con fiori, con tutto quello che troviamo lì. E il giorno dopo, la domenica, invece la domenica mattina, dalle 11, partendo dalla piazza davanti alla cattedrale, scenderemo verso Cittavecchia, e anche lì ci sono tantissimi spunti che legano la città di Trieste al tango e all'Argentina. Allora, poi c'è anche, questo succede sabato 10 maggio dalle 16:30 alle 18:30, una milonga d'epoca. E questa deve essere anche particolarmente affascinante. Questa no? è davvero particolare, perché faremo 2 ore di milonga ballando con le regole tradizionali della milonga, quindi gli inviti con la mirada, col cabeceo, che sono elementi tipici del tango. E lo faremo però con la musica originale dell'epoca, significa con dischi in pasta 78 giri e grammofoni a manovella. Quindi anche le sonorità che si sentiranno assolutamente, un po' gracchiate. Assolutamente gracchianti. Sì. Questo nelle esperienze che abbiamo fatto in precedenza, e siccome la musica si sente, c'è questo senso così fa sì che la gente stia completamente in silenzio, quindi si sente soltanto la musica. Normalmente nelle milonghe c'è sempre qualcuno che parla, invece in questi appuntamenti c'è un silenzio particolare, ed è un'atmosfera che ci fa rivivere quello che succedeva 100 anni fa a Buenos Aires, quando le milonghe si organizzavano proprio così, con i metodi meccanici. Poi abbiamo parlato appunto della meccanica del bandoneon, le altre milonghe, che non sono quella appunto del 10 di maggio, di sabato, che come dicevamo è esaurita, sono la milonga di primavera, che è appunto, diciamo così, la milonga d'apertura, sì. E poi la milonga dei saluti, che è quella di domenica 11 maggio. Come si chiama? Il tango si è modificato nel corso degli anni? Il tango, sì, come tutte le cose, è nato in una determinata forma, si è evoluto. Quando lo si fa nascere, mi perdoni? C'è una data? Non c'è una data, dalla quale è molto dibattuta la cosa, non c'è una data. Le prime cose di cui abbiamo notizia sono agli ultimi anni del secolo scorso. Quindi, comunque? Sì. Poi c'è stata l'epoca in cui si è sviluppato in Argentina
diciamo a livello sotterraneo perché non era accettato dalla buona società, e diventa un bene universale, diciamo, dal successo che ne deriva a Parigi, soprattutto nell'Europa, dalla prima migrazione del tango nel 1920. Poi ritorna da trionfatore in Argentina, a quel punto viene accettato anche dalla Buenos Aires bene. Mi diceva, l'ho interrotta, mi scusi, dell'evoluzione, diciamo così, o dei cambiamenti. Sì, sono piccoli cambiamenti stilistici che poi seguono anche ramificazioni diverse. C'è stato, per esempio, noi chiamiamo adesso quello che faremo il giovedì, la Milonga di Tango Nuevo, è una musica che è diversa dal tango tradizionale, sono più rifacimenti più moderni, e al quale si accompagna uno stile di ballo completamente diverso, che fonda meno nell'abbraccio e più su posizioni più plastiche, se vogliamo, che hanno poco a che fare con il tango sociale, ma rappresentano anche questa un'evoluzione che è nata nel corso degli anni. E Gotham Project? Beh, quello è un'altra cosa, insomma, però anche lì c'è stata Gotham Project, lì c'è stata un'evoluzione, siamo passati al tango elettronico, quindi i supporti elettronici è stato il primo esperimento di grande successo del tango elettronico. Però non dobbiamo dimenticare che noi definiamo questo tango nuovo, mentre in Argentina il tango nuovo è stato Piazzolla. Quindi la nascita di Piazzolla, che peraltro è stato ben osteggiato ai suoi tempi dai tangheri tradizionalisti, rappresenta per l'Argentina il tango nuevo. Non per voler parlare di politica in ogni caso, no? Però per esempio essendo il tango identificato con l'Argentina, probabilmente appunto conoscerlo, studiarlo, anche ballarlo magari, io su questo non avendo il senso del ritmo non so esattamente che cosa significhi, però è anche vero che, voglio dire, conoscere questo ballo, che appunto è più di un ballo, aiuta anche poi a conoscere un paese che nell'immaginario collettivo si conosce davvero, davvero poco, perché poco sappiamo, cioè uno pensa, non so, Evita Perón, uno pensa ai Desaparecido, però è un paese molto poco noto, ecco, insomma, per certi versi. È stato un paese che nei primi anni del secolo scorso ha accolto milioni di italiani. Ci sono 2 milioni di italiani che sono emigrati nei primi 20 anni del secolo in Argentina, su una popolazione complessiva che a suo tempo era di 34-35 milioni, quindi veramente una percentuale consistente. E a quell'epoca l'Argentina era forse il paese più ricco del mondo, perché era rimasto fuori dalle guerre, aveva ricchezze inestimabili, e quindi è diventato un po' la mecca di tutti i migranti, e lì, e grazie anche a questi migranti, e buona parte ce li hanno messi gli italiani, che è nata dal tango tutte le evoluzioni, insomma, abbiamo gran parte di responsabilità come italiani nella nascita di questo ballo. C'è un bellissimo film che passa poco, forse perché è un bellissimo film, ma questo è un altro discorso, che si chiama Il Gaucho, è una commedia con Vittorio Gassman, Manfredi, c'è anche una meravigliosa parte di Amedeo Nazzari, che racconta proprio non solo ma anche del rapporto che c'è fra gli italiani che vivono in Argentina, se lo vedete da qualche parte. E adesso mi ricordo che nella colonna sonora di quel film c'è un brano che ha a che fare con la cumbia, mi sono ricordato adesso. La manifestazione, allora ricordiamo intanto, ci abbiamo alla conclusione, triestetango@gmail.com è l'indirizzo di posta elettronica. L'indirizzo è del Circolo del Tango di Trieste. Ok, sì. Laddove invece 351 74 90 345, ripeto ancora, 351 74 90 345 è il numero di telefono a cui si può chiamare per prenotare qualsiasi di queste attività. Non abbiamo detto che... Il programma completo lo troviamo sul gruppo Facebook Circolo del Tango di Trieste. Ok, però c'è per la manifestazione il patrocinio del Consolato Generale del Centro
di promozione della Repubblica Argentina, c'è anche la regione, c'è il comune. C'è il comune di Trieste, certo. C'è anche Radio.0, Discover Trieste, insomma, voglio dire, c'è tante persone, tante realtà che hanno collaborato per... Dobbiamo anche ringraziare il consigliere Vincenzo Resigno perché ci ha aiutato anche lui a sviluppare e a far sì che questa iniziativa arrivasse al maggior numero di persone possibili. Grazie allora a Maurizio Chivella, presidente del Circolo Triestino del Tango, grazie. Buon lavoro non soltanto per questo fine settimana ma anche per tutta la vostra attività. Noi andiamo in pubblicità e ci vediamo con il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. L'ipotesi che la frattura della vertebra toracica rinvenuta sul corpo di Liliana Resinovic sia da collocare come lesione post mortem, dai consulenti della Procura viene bollata come una ricostruzione fantasiosa. Ad ogni modo, per fugare ogni dubbio, saranno ripetuti degli esami. Si procederà con nuove analisi della frattura sulla vertebra toracica T2 rinvenuta sul cadavere di Liliana Resinovic per fugare ogni dubbio. Secondo quanto appreso, i consulenti della Procura ritengono fantasiosa l'ipotesi che la lesione sia stata prodotta dopo la morte della donna e non escludono che approfonditi esami possano essere ripetuti per far luce sul mistero. Di parere differente alcuni consulenti di parte. Quella frattura è stata prodotta per errore, per una manovra sbagliata in sede di prima autopsia. Il mistero si infittisce. È emersa l'indiscrezione che racconta di un giovane preparatore anatomico che si sarebbe presentato agli investigatori raccontando di aver eseguito alcune manovre sul cadavere della 63enne che potrebbero aver procurato quella frattura, poi evidenziata dalla consulenza medico-legale dell'antropologa forense Cristina Cattaneo dopo il secondo esame autoptico. Il pubblico ministero Ilaria Iozzi, titolare del fascicolo che vede il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, come unico indagato, attende di ascoltare questo giovane tecnico. Intanto, però, i consulenti della Procura, raggiunti dalla notizia di questa nuova ipotesi, difendono l'altra, quella che la lesione sia stata provocata immediatamente prima della morte della donna, fatto che spiegherebbe lo scenario omicidiario con Liliana Resinovic strangolata da dietro con un movimento meccanico tipo avambraccio cinto attorno al collo. In attesa di più precise risultanze, un solo dato rimane certo, che da consulenze e controconsulenze sembrano arrivare più dubbi che risposte. Come si risolve l'emergenza parcheggi a Trieste? Adesso vi forniamo in anteprima l'ipotesi progettuale che è attualmente al vaglio del sindaco di un nuovo parcheggio sotterraneo che sfrutterebbe la galleria, ormai da tempo in disuso, di Viale D'Annunzio, collegandola con un sistema di metropolitana pedonale al Park San Giusto e consentendo così l'uscita dei pedoni in pieno centro. C'è molto turismo e si sono viste le rive anche intasate di macchine di turisti e è stato tirato fuori il problema parcheggi, insomma si sta lavorando in tal senso. Beh, questa mattina eravate qua con me quando è venuto Sergas, hai visto con tutti i suoi progetti sia per l'allargamento quello sotto il colle di San Giusto, che poi la verità è che aveva 700 posti, ne hanno venduti 400 e sono rimasti solo 300. In effetti se avessimo un parcheggio da 700, però insomma sono ditte private. Sergas sta lavorando su vari, hai visto che ti ho fatto vedere i progetti, per cui dobbiamo andare avanti. Così il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, in diretta sulla nostra emittente, ha anticipato in parte la risposta all'emergenza parcheggi su cui sta lavorando il comune dopo riproporsi con il ponte del 1° maggio delle code di turisti al volante con centinaia di veicoli che puntano a sostare al Park San Giusto, l'ideale punto di partenza per una visita alla città. Ed ecco spuntare l'idea di cui i tecnici di Palazzo Cheba, il Primo Cittadino, hanno discusso
discusso con la ditta Sergas. L'ampliamento del parcheggio non avverrebbe solo con la costruzione di nuovi piani sotto al colle, ma con la realizzazione di un nuovo park sotterraneo, sfruttando l'esistente galleria di Viale D'Annunzio all'altezza di Largo Sonnino, collegandola al centro città, cioè allo stesso Park San Giusto, con un sistema di metropolitana pedonale, lo stesso utilizzato nei grandi aeroporti per collegare i vari terminal. Una soluzione già messa in atto nella città di Spoleto, in Umbria, cui si riferiscono le immagini che state vedendo. L'opera attraversa tutto il centro della località sino alla Rocca ed è dotata di aria condizionata e sistemi di sorveglianza. Un progetto ovviamente ancora embrionale e tutto da valutare a livello urbanistico, di fatto però percorribile. Il tunnel, che si apre sotto via Molino a Vento, è lungo 420 metri ed è collegato con la galleria San Vito. L'entrata da questa è oggi chiusa da rivestimento metallico che la ricopre, ma con gli opportuni interventi si potrebbe realizzare un bypass, come vedete nelle schede, in grado di portare i pedoni nel loro percorso sotterraneo alla parte retrostante del Park San Giusto per sbucare, sempre su pedane mobili agevoli anche per i disabili, in via del Teatro Romano. L'infrastruttura, che conterrebbe tra i 500 e gli 800 posti auto, sarebbe dotata di uscite e risalite meccaniche e risponderebbe anche ad altre due esigenze. Quota a parte dei parcheggi sarebbe dedicata ai residenti di Largo Barriera Vecchia e il nuovo park fungerebbe da hub di scambio per i triestini, che potrebbero lasciare in loco il mezzo per utilizzare i comodi tapis roulant per raggiungere il centro. Il pastore belga Conan si unisce alla polizia locale di Trieste, che si dota così di un'unità cinofila. L'obiettivo resta quello del contrasto alla droga e del contrasto al degrado. Pronto il servizio. C'è un nuovo agente in città, si chiama Conan, ha 8 anni ed è un pastore belga che fino ad oggi faceva parte dell'unità cinofila della polizia locale di San Michele al Tagliamento. Insieme al suo conduttore e vice istruttore presso il comando di Bibione, che ha maturato 15 anni di esperienza nella polizia locale, Conan presterà servizio nel nucleo interventi speciali. Sì, lui ha addestrato alla ricerca di stupefacenti, noi comunque facciamo controlli quotidiani nei giardini pubblici e quindi sicuramente sarà un ausilio, anche perché in alcune occasioni è stato trovato stupefacente in alcuni giardini pubblici come luoghi di deposito temporaneo. Sicuramente aiuterà anche l'indagine del nucleo di polizia giudiziaria, perché poi quando si fanno le perquisizioni il cane ha un olfatto che è molto superiore alle intuizioni della ricerca dei nascondigli, e quindi un'attività che va a completare un quadro di lotta al degrado che porta avanti anche la polizia locale come tutte le altre forze dell'ordine. Conan ha già prestato servizio a Trieste nel 2023, riuscendo a individuare droga nascosta in vari luoghi della città. Sarà uno strumento molto utile, perché sarà utile sicuramente nel controllo del territorio, ma servirà anche come deterrente e sarà un valore aggiunto per la nostra polizia locale, ma sarà anche una risposta per la nostra cittadinanza che chiede maggiore sicurezza. E noi come amministrazione comunale stiamo cercando di mettere in campo tutto, ogni tipo di strumento in questo senso, e questa operazione, il fatto di aver unito Conan al nostro corpo di polizia locale, va sicuramente ad essere una risposta in questo senso. È un esperimento che proviamo a fare, visto che lo fanno tante già città. Udine qua vicino a noi lo fa con ottimi risultati, abbiamo detto perché non provare anche noi. L'assessore De Gavardo ha presentato il progetto, ci abbiamo lavorato, come ha detto lei prima, già per 1 anno e mezzo, però alla fin fine il risultato è stato buono perché siamo riusciti a portare a casa quello che volevamo. Adesso vedremo se effettivamente potrà essere un grande aiuto alla polizia municipale. Cancellazioni e ritardi anche di 90 minuti sia per gli arrivi sia per le partenze. C'è caos alla stazione Termini di Roma per lo sciopero di 8 ore dei lavoratori delle ferrovie proclamato da Filt CGIL, Fit CIS e Will Trasporti. Sono stati cancellati i treni diretti per Trieste, così come quelli per Milano, Napoli, Venezia e Pisa. Cancellazioni poi anche dei regionali, ma insomma il grosso del problema è Roma e logicamente, essendo il grosso del problema Roma, poi tutto quanto si ripercuote anche sulle altre stazioni. E ripetiamo, il treno diretto per Trieste da Roma, che dovrebbe essere quello delle 16:30,
si è riferito al Frecciarossa e quello invece delle 14.30 si è riferito a Italo e sono stati cancellati. Adesso il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Siamo in compagnia dell'ispettore Paolo Gurtner. Buongiorno. Buongiorno Bosazzi, buongiorno a tutti quanti. Immagino che stamattina abbiate avuto il vostro bel da fare, no? Con questa pioggia che andava, veniva, tornava. Ma diciamo che fortunatamente non abbiamo avuto grossi problemi. Qualche incidente, solo danni, sì, appunto, visto un po' il tempo così incerto. Abbiamo rilevato un incidente in via Caprin, angolo via della Guardia, intorno alle ore 12, e abbiamo riaperto la strada circa 10 minuti fa per consentire la rimozione dei mezzi che erano danneggiati fortemente. Nulla di particolare per quanto riguarda il ferito, che da quello che ho capito non ha avuto grosse conseguenze rispetto all'impatto. Volevo far presente che a causa dei lavori della chiusura di via Foscolo all'altezza del civico 2426 per il risanamento della carreggiata stradale, la linea 11 e la linea Sarale A viene deviata sulla via Pascoli e pertanto anche in zona via Rossetti all'altezza del civico 58 ci sono dei divieti, quindi attenzione a chi sta in zona a non lasciare la macchina appunto in divieto e non consentire al bus di manovrare. Altre cose direi che non ce ne sono, sì, la pioggia sta almeno qua da noi continuando a cadere e quindi invito tutti alla massima prudenza alla guida. Grazie, saluto a tutti. Grazie ispettore Gurtner, buona giornata e buon lavoro. Occupiamoci adesso del premio Almerigo Grills, è stata presentata l'edizione 2025. L'obiettivo è sempre lo stesso, è quello di riconoscere, valorizzare, premiare e aiutare i giovani giornalisti di guerra, cioè i giovani che vogliono seguire questo mestiere, che vogliono farlo andando sul campo, là dove i fatti accadono, non rimanendo a bordo piscina. Così il giornalista Fausto Biloslavo ha presentato nella sede della regione il premio Almerigo Grills, giunto alla seconda edizione. Tra le novità il reportage in Mozambico, dove Grills morì colpito da una pallottola alla nuca mentre realizzava un reportage su un attacco della guerriglia, primo giornalista italiano caduto su un campo di battaglia dalla fine della seconda guerra mondiale. Abbiamo portato una targa dove è sepolto Almerigo, come era sua volontà, e questa missione in Mozambico sta producendo un documentario. I premiati fra i 30 giovani partecipanti al contest di quest'anno saranno annunciati il prossimo 19 maggio a Milano. Il 9 maggio alla Sala Luttazzi di Trieste del Magazzino 26 si terrà, sempre nell'ambito del premio, un talk show sul tema informazione di guerra o guerra di informazione. Oggi invece è stata inaugurata nella Sala Veruda la mostra intitolata Dentro il fuoco. La qualità dei lavori era molto alta e soprattutto c'erano tanti lavori, abbiamo ricevuto 30 candidature che non sono poche, c'è una predominanza di donne e questo mi fa molto piacere. E alle polemiche di chi anche quest'anno si oppone al premio dedicato alla figura di Grills per le sue posizioni politiche espresse prima e durante la sua carriera, Biloslavo replica. Questo capita solo a Trieste, che evidentemente è una città particolare. Il discorso è molto semplice: le guerre, tutte le guerre, finiscono. È finita la guerra in Mozambico, Almerigo era un testimone caduto, tutte le guerre finiscono, anche le guerre di casa nostra, quella guerra fra virgolette degli opposti estremismi che io ricordo molto bene anche se portavo i calzoni corti, degli anni 70, evidentemente non finiscono per tutti. E appunto perplessità in merito al premio Grills sono state sollevate anche quest'anno dalla componente CGIL in seno all'ANPI. Ancora una volta viene stigmatizzata l'appartenenza del giornalista scomparso nel 1987 alla destra estrema. La storia, anche quella minore quando intreccia quella con la S maiuscola, si ripete. Prendiamo il premio Grills. Pure quest'anno, a pochi minuti dalla presentazione ufficiale dell'iniziativa, la sezione della CGIL all'interno dell'ANPI provinciale ha espresso il proprio dissenso. La nostra non è un'iniziativa personale indirizzata a una giornalista che non c'è più, ma è una contestazione politica a quello che è stato il personaggio Grills.
Tornano come sempre a galla, insomma, gli anni 70, quel periodo fosco da ogni parte che vide il giornalista e fotoreporter scomparso nel 1987 militante del Fronte della Gioventù e del Movimento Sociale Italiano. Brovedani, invero, stigmatizza anche il lavoro di Grills in Mozambico, dove trovò la morte. Nell'83, lo riportiamo, fece un articolo di elogio di Mussolini, e non negli anni 70, ma nell'83, quando fondò proprio Albatros con Biloslavo e Michael Singh. Il nome di Grills automaticamente riporta ad un periodo che meriterebbe una revisione e che comunque resta al centro di polemiche non da poco. Durante la conferenza stampa che ha preceduto un presidio da Piazza Unità a Palazzo Costanzi, sede di una mostra su Grills, si è accennato in termini critici anche alla mostra La ginnastica triestina dedicata alla figura di Sergio Ramelli, lo studente milanese ucciso da Avanguardia Operaia a Milano nel 1975. Non è accettabile è che mentre ad Almerigo Grills, che faceva le scorribande antislovene in altopiano, viene intitolata una via, una mostra e addirittura un premio giornalistico, agli altri no. E questa è la grossa differenza. L'ultima partita di regular season sul campo di Verona, i play-off con la possibile avversaria Brescia, ma anche il suo legame con Trieste che ha pesato nella scelta di firmare ancora con la società biancorossa. Colby Ross, play della Pallacanestro Trieste, ne ha parlato ieri sera al Caffè dello Sport. Playoff a Verona contro Brescia o Trento, che farsa? Purtroppo sì, the fans are talking about the next game, unfortunately, in Verona for what happened in Palatrieste. Yeah, definitely unfortunate, but lui spera che comunque ci siano tante persone che vengono a Verona in trasferta sabato sera a supportarli, perché insomma è chiaramente un qualcosa di importantissimo, perché c'è in gioco il tema dei playoff col sesto posto e chiaramente la qualificazione alla Coppa. It would mean a lot. That's something, that a lot of teams sarebbero molto felici di centrare l'obiettivo, perché fare una Coppa è qualcosa di importante per l'organizzazione, che sia Euroleague, che sia Champions. Capture that, we'll be, very happy. Finisse oggi il campionato, ma insomma l'accoppiamento è molto probabile, vedremo dopo sabato sera. Trieste prenderebbe Brescia. It was injured both of those games, so I mean if we had the opportunity to play them, I'd be happy. Of course, any game in the playoffs is going to be, a tough game. Innanzitutto dobbiamo fare quello che serve per vincere con Sassari questo sabato. Poi contro Brescia sarò molto felice di giocare, appunto perché non ne ho avuto la possibilità nelle due gare di regular season, e io spero che sapremo avere la giusta fiducia in noi stessi e portare a casa la serie. We'll do what we need to do, and hopefully, we win that series. Cosa significa per lui aver già rinnovato? Che è qualcosa che non capita spesso a stagione in corso. Yeah, it means a lot. Me and my family, we really love Trieste and the city and just playing in front of the fans. Sono molto contento di restare qui per i prossimi anni, perché in realtà, se non sbaglio, Alessandro, non sappiamo le date, ma sono pluriennali, diciamo quantomeno un biennale. E la mia famiglia sta benissimo a Trieste, c'è una grande tifoseria, c'è una squadra importante, quindi sono molto fiducioso di fare bene nei prossimi anni restando qui. Ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo con altre notizie e servizi, rimanete con noi. Entriamo in studio. I carabinieri della stazione di Prosecco hanno arrestato un uomo di 46 anni, originario di Casoria, in provincia di Napoli, con l'accusa di truffa aggravata ai danni di una donna anziana di 82 anni residente a Sgonico. Il soggetto, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, ai primi di gennaio aveva messo in atto una truffa ben orchestrata, presentandosi come sedicente carabiniere incaricato di farsi consegnare oro e contanti quali cauzioni per liberare il figlio della signora tratto in arresto in quanto poco prima si sarebbe reso responsabile di un sinistro stradale con esiti mortali. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma tramite i complici, l'uomo avrebbe contattato telefonicamente l'anziana signora spacciandosi per carabiniere. Con voce sicura e tono allarmato le ha raccontato che il figlio era stato coinvolto in un grave incidente stradale e che per evitare guai legali era necessario consegnare immediatamente una somma di denaro ad un incaricato quale cauzione ammontante a circa
13.000 euro. Pochi minuti dopo si è presentato alla porta dell'anziana il finto carabiniere in abiti civili che ha ritirato 1.500.000 euro in contanti, nonché gioielli in oro del valore di 10.000 euro e alcuni altri monili in oro. La vittima, visibilmente scossa, ha solo successivamente contattato il figlio, comprendendo di essere stata raggirata. Ed è pronta a scattare da parte dell'assessore Riccardi la denuncia per l'episodio di Tolmezzo, dove alcuni manifestanti hanno preso a calci e sputi la sua auto. Guardi, mi sono sentito dire addirittura in qualche considerazione, qualche consigliere regionale di poche ore fa, che questa cosa non sarebbe successa. Allora io domani vado in procura, faccio un bel verbale, faccio delle affermazioni delle quali mi assumo la responsabilità, porto qualche testimone e poi glielo spedisco a casa. Riccardo Riccardi denuncerà quanto accaduto a Tolmezzo il 28 aprile scorso. L'assessore regionale alla sanità aveva appena parlato ai sindaci della Carnia, mentre alcuni cittadini protestavano in piazza contro l'esternalizzazione di parte del pronto soccorso di Tolmezzo, quando l'auto blu della regione è stata presa a calci e sputi da alcuni manifestanti. Amareggiato per l'accaduto, l'assessore se la prende con chi tra i politici cerca il consenso soffiando sulle paure delle piazze e dopo averci pensato su non lascia perdere e annuncia l'esposto in procura. Perché non pensa di essere immune rispetto a quello che sta accadendo. Se questo è il tono con il quale noi pensiamo di affrontare materie complesse, lasciando secondo me alla semplificazione della piazza, a volte organizzata, e a qualche scalmanato, perché lì qualche scalmanato evidentemente c'era, poi non mi pare che questa sia, io non sono né il primo né l'ultimo al quale sono capitate queste cose. Mi aspetterei da chi ha responsabilità politica atteggiamenti e toni un po' diversi, ma evidentemente la stagione non è nemmeno quella. Parliamo della vertenza Flex. Durante il vertice romano è stato presentato il nuovo advisor incaricato di vendere l'intero stabilimento a un soggetto industriale da individuare tra circa 200 aziende. Un ventaglio di 203 aziende che potrebbero avere un interesse industriale sul sito triestino della Flex, oggi Adriatronics. Le 200 di imprese riceveranno in questi giorni le lettere di contatto da parte di Vertus, l'advisor incaricato per la ricerca e vendita dell'azienda a un soggetto accreditato. È quanto emerso oggi al Ministero delle Imprese durante il primo incontro di monitoraggio della vertenza Flex, dopo l'accordo firmato a inizio aprile. Lo riportano FIM, FIOM e Wilm in una nota congiunta. Le aziende scandagliate, riferisce la nota, spaziano dalla meccatronica alla robotica fino alla difesa e aeronautica e sono state individuate per affinità di attività con le competenze sviluppate da Adriatronics e dalle sue maestranze. Allo stesso tempo l'advisor ha riferito che ci sono dei ragionamenti più avanzati con un paio di queste imprese provenienti dal mondo della meccatronica. Vertus ha anche dato un'idea sui tempi d'avanzamento da qui a settembre e ha confermato di avere un ampio mandato per la vendita anche a società in concorrenza con Flex. Entro fine maggio si punta a raccogliere i primi riscontri, mentre a giugno si punta ad avere 1 o 2 manifestazioni vincolanti di interesse, per poi andare a finalizzare un'eventuale trattativa nei mesi successivi fino a settembre. Da parte dei sindacati è stata ribadita la necessità che il sito sia interamente ceduto a un soggetto accreditato e che non vi siano soluzioni diverse di partnership che potrebbero minare l'integrità della fabbrica e della forza lavoro. Il prossimo tavolo a Roma è in programma il 24 giugno. Rivediamo adesso la celebrazione alla foiba di Basovizza in memoria dei 97 finanzieri uccisi nel maggio del 1945, celebrazione che si è tenuta alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Momento di commemorazione oggi alla foiba di Basovizza in memoria dei 97 finanzieri uccisi, infoibati nel 1945. Una celebrazione odierna alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Al termine di questo momento ci si è spostati al centro di documentazione di Basovizza, dove è stato proiettato un video proprio che ripercorre le tappe di questo momento storico ed è stata anche svelata l'uniforme di uno dei finanzieri morti in quell'occasione. I nomi dei 97 finanzieri della caserma Campo Marzio sono riportati su una lapide, luogo simbolico di quell'eccidio di 80 anni fa. Un video proiettato all'interno del centro di documentazione storica ha ripreso gli eventi di quei primi giorni di maggio del 1945, accanto alla teca che contiene l'uniforme di uno dei militari morti nella foiba. I messaggi delle autorità hanno rimarcato il forte senso di vicinanza alle forze armate, alle famiglie delle persone
persone morte e al senso di una memoria che va conservata e tramandata, in particolare a quelle giovani generazioni che possono non avere un collegamento diretto come grado di parentela capace di raccontare una storia vissuta in prima persona. Una pagina dolorosa per Trieste, per l'Italia, per la storia, ma noi siamo qui oggi nell'80° anniversario a ricordare questi 97 finanzieri che sono stati trucidati e che avevano, l'unico loro tentativo era stato quello di difendere la loro patria, difendere la loro città. A suo tempo siamo riusciti a conservare anche quella lapide che poi l'abbiamo messa qua quando abbiamo realizzato dopo la legge del 2004 sulla legge del ricordo, per cui quando arrivo qua ci sono sempre grandi emozioni. Approvato il rendiconto 2024 del Porto di Trieste, avanzo di 283 milioni di euro. Con un avanzo generale di amministrazione di quasi 283 milioni vincolati quasi totalmente a investimenti collegati a esecuzione di opere, il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha approvato il rendiconto generale 2024. I risultati positivi includono anche un avanzo nella gestione corrente di circa 20 milioni, utilizzato fra l'altro come copertura di investimenti con fondi propri a disposizione per le necessità emergenti e per i piani di sviluppo dei porti di Trieste e Monfalcone. Numeri importanti per lo scalo giuliano che ieri, come raccontato dalla nostra emittente, ha anche incassato i complimenti e l'ammirazione del Presidente della Repubblica di Slovacchia, Peter Pellegrini. Durante la visita di ieri pomeriggio Pellegrini ha dichiarato: il porto di Trieste è il porto della Slovacchia, rimarcando così l'importanza cruciale dell'hub logistico della regione e del collegamento ferroviario con Bratislava per la crescita economica del paese. Tornando all'approvazione del rendiconto, gli interventi finanziati riguardano anche il nuovo layout ferroviario della stazione di Campomarzio, le nuove infrastrutture energetiche, la realizzazione delle opere preparatorie all'insediamento di attività logistiche e industriali nella zona delle Noghere a Muggia, l'elettrificazione delle banchine dei porti di Trieste e Monfalcone, l'adeguamento funzionale dell'infrastruttura ferroviaria e il rifacimento dei piazzali del porto di Monfalcone. È tutto, vi ricordo l'appuntamento delle 17.55 con Trieste in diretta e alle 19.30 il telegiornale. A più tardi, buon pomeriggio.